Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, riprendiamo con la stagione con il Venezia che sta andando anche bene, stiamo andando per il momento ovviamente, ma manca ancora troppo per poter insomma valutare le cose in una maniera molto curiosa. Andiamo avanti, abbiamo un Cagliari-Fiorentina. Attenzione, il Cagliari sbanca un gol di Roberto Muzzi, grande Muzzi. Ok. Mm, ma no, rompete le palle. Voi state a Venezia e scriveremo la storia. Scriveremo The History. Il Milan pareggia 1-1 col Bologna. Ma no, ma no, ma no, ma no. Venezia-Roma e qua la vedo duretta. La vedo duretta. Condizioni siamo tutti perfetti. E sta cosa mi gasa. Però. Voltolina. Mm, Vediamo un attimo, valutiamo. Scusa, Valtolina a sinistra. Pedone. Mi fa solo sinistra. Sono tutti morti destri. Vediamo. De Franceschi lo può fare. Tonetto anche no. Madonna, veramente a destra non abbiamo un cazzo di nessuno, eh. Vabbè. Sì, però il problema è che siamo un po' nella merda, detta proprio in maniera volgare. De Franceschi lo portiamo al posto destro, sinistro, destro, sinistro, centrale. Mm. Ecco, facciamo così. Ok, qua però mettiamo Doni, Pedone, Volpi, però il buon Pedone, Chiachini. Adesso c'è anche in mente locale, ragazzi, perché... Ok. Brioschi anche, è vero, fa fare il destro, anche di Brioschi doveva portarlo. E ora il sinistro centrale, Pavan, Pistone sicuramente è meglio del canto centrale, ma lo portiamo assolutamente. Facciamo così, l'effervescente Brioschi e a sto punto togliamo dai Maroni. Eh, Brocchi squalificato, ricordiamolo che abbiamo anche Brocchi. Scusate un attimo, stavo pensando. Lars è l'acquisto del cazzo, troppo scarso ancora. Lars, marcatura 7. Mm, Possiamo togliere un centrale per forza. O Luppi o Pavan. Luppi 13, non è neanche male. Pavan, beh, tra i due. Salutiamo. Pavan e mettiamo l'effervescente. Ok. Bene, bene, bene. La Voltolina ci fa solo il sinistro. Doni. Centrale, quindi farei così. Facciamo Doni, Valtolina e qua mettiamo l'effervescente De Franceschi. Ma no, ma zio che...
Madonna che balle. Ok, Valtolina, pedone. E al posto di pedone dal canto. Ok, qua avevo 11, vabbè, non è malissimo. Franceschi è meglio, però, ovviamente. Tattiche. Ok, perfetto. Andiamo, raga. Partita durissima, ovviamente. Partita complicata, oserei dire. Gol della Roma, subito Totti, Francesco. Però abbiamo preso San Siro, ricordiamolo. Però la Roma sembra di un altro pianeta. Che se abbiamo vinto con Recobino nella realtà a Venezia. Nel canto malissimo. Gol della Roma, Romario. Zio Ken. Non stiamo andando molto bene. Anche dal canto rotto. Che mi ha messo dal canto. Ma De Franceschi doveva... grazie che perdiamo, ma vaffanculo, va. Mamma mia, però. Ogni tanto sti bug di sto gioco sono meravigliosi. Bene, qua andiamo a perderla, ma ci sta, ragazzi. Non sono queste le partite che dobbiamo vincere con la Roma. Squadra che comunque lotta per posizioni di coppa. Gol della Roma, attenzione, però 3-0 al Sant'Elena. No, no good, no good. Facciamo l'ultimo cambio. Esce Waltolina. E mettiamo Iachini. Venezia, mai in partita oggi, eh? Bisogna dirlo. Un brutto 0-3. Però siamo comunque 12esimi ancora. Va bene, insomma. Dai, siamo con le proprie giornate, ci sta. Dal canto, fuori. 3 settimane, perfetto. Ma basta. Sconfitta un po' pesante, ma ci sta. L'Inter vince. Qua abbiamo la Champions, purtroppo sono cose che non ci riguardano. Recoba va con l'Uruguay, perfetto. Larsen dovremmo anche provarlo, però, eh. Qua non ho proprio capito che cazzo. Ancora squalificato? Per quanto? Che spoiler! 6 match fuori, Brocchi. Ha ucciso qualcuno, Brocchi. Allora. Sì, no, che a destra mettiamo Ivone. Se verrà a provarlo, Larsen, il problema è che ha 7 in marcatura. Cioè, nel senso, mi sembra un po' pochetto. Non mi sembra una gran cosa. Allora, vabbè, andiamo avanti. Sto cercando di capire la prossima. Beh, qua io non gioco. Ok, vediamo la classifica. Ci vede sprofondare. Mamma mia. Oh. Tutte fanno punti, ragazzi. No good, no good. Salernitana-Venezia. E questo, ragazzi, è un match fondamentale. Vai. Contro Gattusino che volevo prenderlo, ma niente. Gattuso non vuole venire. Dai, ragazzi. Fa la nostra bestia nella realtà, la Salernitana. Riusciamo a sfondare. E possesso palla a favore dei salentini. Dei salernitani. Dei salentoni. Gol. Giampaolo Cibuca. Benissimo.
Allora, Volpi sta facendo cagare. Proviamo l'Ausen a sto punto, proviamolo. Mamma mia, che nervi. Allora, Cyprien, Larsen va bene. Iachini e Volpi. Ok. Però non sono soddisfatto perché cazzo nei match salvezza siamo... Bella primo video, stiamo faticando ragazzi, ma per piacere. Gol del Venezia, Recoba su punizione. Recoba, ti prego ragazzi, cerchiamo di portarla a casa. Venezia, De Franceschi, ci svegliamo. Ma calma, manca ancora una vita, manca ancora una vita, manca ancora una vita. Gol della Salernitana, Breda, zio Ken. Gol di Gattuso, via in un secondo. Ma va a cagare. No, Valtolina. Mettiamo... Ma siamo in difficoltà, pazzesco. Perdiamo 3-2. Questa è pesante, l'avevamo ribaltata, adesso si soffre. Siamo in zona retrocessione. La squadra vuole andare, se tutti vogliono andare via, però ragazzi, cioè, Fioi, dai per piacere. Quanto erano belle però le foto vere. Non capisco perché non hanno messo sta cosa, sinceramente. Venezia-Bari, questa sarebbe abbastanza da vincere, ragazzi. Comunque, Laursen. 6 ha preso Laursen. Proviamolo dal primo minuto. Laursen per Cyprien. O Ciprien, lasciamo la scelta. Poi io metterei Darione Hubner per Maniero che non lo sto vedendo molto in palla. E Iachini, che cazzo sta male Iachini? 90%. Niente. Devo giocare così ragazzi, sveglia, però bisogna vincere in casa col Bari. Non ci voleva sto passo falso con la Salernitana. Gol del Bari. Ai ai ai, qua siamo in una crisi nera adesso. Crisi nera, l'avevamo rimontata con la Salernitana. Veramente non mi spiego l'1-2 micidiale. Sarà dura ragazzi, sarà molto dura. Niente a destra, siamo in grosse difficoltà. Orsen anche ammonito. Non un grande esperimento. Qua sta toccando il... Madonna, ragazzi. Crisi nerissima il pezzo. Dobbiamo cominciare a muovere la classifica, ragazzi. L'obiettivo della salvezza non possiamo perderle tutte adesso. Entra Pippo Maniero, esce uno spento Hubner. Tiro un gol hanno fatto sti qua. Dai, niente da fare. Finisce qua 1-0, ennesima sconfitta, ragazzi. Dobbiamo svegliarci, stanno girando i coglioni perché non possiamo, siamo partiti benissimo. Ok, vogliono giocare sti stronzi. Beh. Portiamo al posto di Iachini. Vabbè, 3 sconfitte consecutive, però con Bari, Salernitana con la Roma ci sta
Il problema è che perdere con la Salernitana e Bari è brutta. È brutta e sono un po'... Cos'è? Udinese Venezia, Serie A. Sotto che veloce, vabbè. Tanto questa è la squadra, ma fino qua siamo veramente... Che bella Male Bianca la Venezia, stupenda. Dobbiamo svegliarci però. Devo fare come col Barcellona e cambiare qualcosa, eh? Salvataggio miracoloso, ovviamente. Non c'è da far punti, fioi. No, dell'Udinese, zio cane, zio cane. Mamma mia, mi sta facendo in... niente, abbiamo problemi qua, ragazzi. Abbiamo grossi problemi nelle fasce. Ma fa solo destra. Cioè, che due coglioni però, pedone. Ah, non posso più... Ma zio, ok. La togliamo Doni che sta facendo comunque cagare. Una squadra troppo corta, troppo corta. Troppi fuori ruolo. Carità, anche nella realtà siamo andati malissimo l'andata, eravamo super in B. Però non c'era Recoba. Niente da fare. Dai, il migliore in campo. No, Recoba non si può togliere. Mamma mia che palle. Stiamo anche pressando ma non riusciamo a trovare la smarrita via del gol. Vabbè, un primo video bello strafelice. Stiamo crollando, stiamo crollando. Meno male che sono tutte là, però basta, fioi. Adesso devo cambiare qualcosa. Squadra che... Paura che i giocatori sono incazzati, non capisco perché. Da fare Fiorentina 6, ciao. Recoba. Io potrei cominciare a cambiare qualcosa, sinceramente. Tanto avevo visto che in fascia facciamo da cagare. Il problema è che qua Doni allora può fare... Ok. Ok, Doni me lo fa. Boh. Volpi, ok. E facciamo che mi rientra anche. Al posto di Valtolina. Aspetta un attimo. Ragioniamo. Iachini per Volpi. Ok. Sì, no, che cagata. Qua così. Al posto, e qua mettiamo Volpi per Valto. Iachini mi fa, diciamo, mi torna in difesa.
Va bene, perfetto. Volpi, Volpino, Volpino. Così, perfetto. Recoba qua. E Pippo Maniero. Pippo, intanto togliamo l'Ausen per carità di Dio. 18, rimettiamo Cyprien per Laursen e salutiamo Laursen. Adesso devo ricambiare tutto ovviamente. Adesso vediamo. Alla media del 6. Ok, pistone. Lo mettiamo qua. Sono qua. Qua abbiamo Cyprien, che è veloce ma anche insomma, se la cavicchia. Pavan. Pavan non è male però, eh. Potrei provare a fare Pavan per Cyprien. Okay. Luppi. Anche Luppi comunque non è male, eh. Luppi in rientro però. Luppi lo cazziamo qua, perfetto. E abbiamo anche il sinistro a destra come terzino destro in riserva che può portarti poca gente. Cioè. Del canto anche no. Brioschi. Cioè, un difensore così scarso, zio Ken. Non abbiamo destri, non abbiamo destri, a parte Carnasciali. Beh, Brioschi da piangere, perfetto. Questi li vendiamo a gennaio, mi dispiace, vado a far cassa e cercare di cambiare modulo, questo modulo qua non andiamo da nessuna parte, secondo me. Pedone lo portiamo via. Dove li faccio giocare? Quello è il discorso. Maniero. Miceli, sì, tutte ali abbiamo. Non abbiamo centrali. Sarà dura. Allora. 41,50. Con palla. Per Recoba il 10. Facciamo insieme ragazzi ste cose. Che vediamo via chi. 4, 11, 8. 4, 11. Oh madonna, ma perché sta roba? Scusate un attimo. Ok ragazzi, qua abbiamo fatto tutto e vediamo. È chiaro che sicuramente non è con la Fiorentina la partita da vincere, però abbiamo perso troppe con le piccole purtroppo. E mo so cazzo. Devo portare via tutta però, se no non ricambi in attacco, zio Ken. Ai. Momento veramente complicato, eh? Mamma mia. Non gira più nulla. Che bello non avere centrale. Ci viene a fare dei cambi a gennaio secco. Che disastro. E così poi perdiamo 1-0. Cominciano a far punti le altre, eh? Cominciano a far punti.
Siamo già a dicembre. Comunque tutta bisogna portarlo via. Il talismano, tutta, fiori. Al posto... Tutti De Franceschi, tanto. Ai ai ai, stiamo rischiando l'esonero. Addirittura. Venezia da 5 sconfitte consecutive. Il Venezia sta pensando di esonerare il Cume. Che bello. Dobbiamo rispondere oggi, eh? Ciprien fuori. Mettiamo... Ragazzi, Venezia-Bologna, oggi o mai più. Ecco, subito Kenneth Anderson, perfetto. Non segniamo più, ragazzi, non c'è niente da fare. Prendiamo il golletto all'inizio e basta. Mamma mia, no. Recoba. Sì, ma non va bene, non va bene. Iachini è finito. Gol del Venezia, Darione, finalmente. Addio Pontatus. Vabbè, ma dai. Era annullato uno, allora godo. Everybody tutta per uno spento Maniero. Mamma mia, Maniero se no cagare. Cazzo, 8 però Maniero. No. Bisogna tenerlo. Nel posto di Volpi siamo Valtolina. E rischiamo. 2-2. Cominciamo a rimuovere la classifica. Siamo a un punto della salvezza comunque. Non capi i coglioni. Bravo Milan. Ci dobbiamo salvare, Beppe. No, Taibi fuori, ma dai, però. Col del derby senza Taibi, zio. Okay. Senza portiere siamo. Bene. Aspetta, dove adesso la squadra riserve, zio, che... Eccoli qua. Benussi. Vinceremo con Benussi. Va bene. No, vabbè, cioè, ma siamo senza tutti praticamente. Vabbè, non mi esprimo. Non mi esprimo. Quindi chi è che non c'è? Bilica e Recoba, i due migliori, ovviamente. Perfetto. Cipriano è morto. Perfetto, andiamo con Larsen, vinceremo il tricolor. E qua mettiamo Everybody tutta. Tutta lo può fare? Licenze poetiche, questa la vinceremo. A Vicenza senza tutti praticamente, che bello. A Vicenza senza tutti.
È ovvio che perdiamo, però non ha senso che mi metti le amichevoli, cioè le partite di nazionali così, dai, annullamela cazzo, cioè rinviamela porca puttana. Ridicolo. Tutta, everybody tutta. Larsen è una merda. Larsen è una merda. Bisogna, se dobbiamo dire chiaramente, al posto di Volpi, Larsen troppo scarso ancora. Perché è sempre stato scarso, però per il Venezia, boh, ho pagato un cazzo, grazie, 7 di marcatura. È stato troppo tranquillo, ho detto, boh, avrà comunque, sarà a livelli degli altri, no. E Larsen fa il miglioramento l'anno dopo. Gol del Venezia, tutto ancora. Teniamolo, dai. Ma porco. Sempre così, oh, sempre così. Valtolina. Tanto, persa. Incredibile. Le rimonto, comunque non me le fa neanche pareggiare. Incredibile. Dai, altra ladrata. Ennesima ladrata. Adesso so cazzi. Ora so cazzi perché comincio a essere molto distante dalla zona buona. Venezia-Inter, perfetto. Torna Rec. Torna Bilic. Togliamo via quella merda di Lausen. Prepariamoci all'ennesima disfatta. Qua rischiamo veramente di non portarlo a termine la challenge, perché la sfida proprio non va. Poi stiamo anche giocando, adesso segneranno ovviamente. Non neanche commento perché tanto prevedo il 3-1 Inter. Rigore. No, dai. Ma dai, ma dai, ma dai. Rigore più espulsione, va bene. Vai raga, pronto all'esonero, se perdo questa è esonero, siamo contro la Lazio. Salutiamo. Dopo grandi risultati abbiamo usato. Non capisco veramente sto crollo dopo un primo video, addirittura pareggio a San Siro, godimento, di tutto. Sembrava veramente rimesso diciamo, la formazione 4-4-2 classico. Chiaramente la disfatta. Ma ci sta. Corazzo ci sta a perdere. Brocchi rientrato fa già cagare. Perfetto. Ma non cambia neanche entrate a fare in culo. Perché veramente un crollo del genere inaudito. Neanche il cuore. Vai. Andiamo a prendere la goleada.
Mamma mia. Perfetto, arriva l'esonero. Oh. Ma basta rompere il cazzo. L'Inter compra... Va bene, bisogna fare qualche colpo, ma non saprei proprio chi prendere. Vediamo se sto rimasto. Provo a fare, se fare qualche colpo di mercato, ma la vedo difficile. Niente, non so se riesco neanche a fare il mercato. Ah, Recob, sì, perché ho Recob e Bilica fuori anche, oltretutto. Io non puoi giocare così, però io non posso giocare con la mia squadra. Già sono praticamente finito, non mi ha ancora generato, non so il perché. In 10 comunque vinceranno loro. Che rabbia, che rabbia. Sono in 10, un cazzo di 3 punti, che se il Parma è forte, porca puttana. Un mister incazzato. Ma è giusto che sia così, c'è un crollo del genere. È veramente inaudito. La pareggiava almeno. Poteva andare peggio. Prendiamo un punticino, meno 4 della salvezza. Sgabio, vabbè, fa da cagare. Per carità è molto veloce, potrei tentare di portarlo. Potrei portarlo. Adesso ci ragiono un attimo. Tutta recoba. Ah no, ancora fuori, giustamente, ancora non ci sono. Perfetto. Vai raga, andiamo a Cagliari. E vediamo cosa combiniamo. Vedo già un dominio cagliaritano. Vabbè. Più è finita. Dai, adesso spero nell'esonero, così chiudiamo qua, sotto i coglioni. Possibile che perdiamo con tutte. Incredibile, incredibile. Non faccio un tiro? 2-0. Brocchi che è proprio un brocco. Perdiamo con chiunque. Oh, il rosso, dai. Ce la faremo a fare un gol? Abbiamo anche... No. Tutta per Volpi, me ne ciavo. Madonna. Ok. Tutti in avanti, fioi. Tutti in avanti. Non riesco a guarda il campo. Fuori gioco, fuori gioco, fuori gioco. Non riesco a fare un'azione. Che si domina comunque il cane. Non so più cosa pensare, sinceramente. Ma basta. Aspetta. Ragazzi, esonerato, arriva Zenga al posto nostro, pronto in tutti i modi di sollevare le cose, ma nulla da fare, quindi l'obiettivo sfumato. Adesso a questo punto voglio vedere come va a finire. Sono curioso. Se me lo fa vedere. Dopo un grande inizio, 8 punti nelle prime 5 partite con un pareggio a San Siro meraviglioso, non ne ho più vinta una. Pazzesco. Ci sta anche questa del calcio, ci sta la disfatta, è arrivata. Riproveremo assolutamente una challenge con il Venezia, assolutamente, ma è andata male stavolta, l'è andata male. Posso dire, guarda, ciao.
Ma hanno vinta una, ma ormai il baratro della retrocessione c'è. Raga, sotto il condone veneziano, mi dispiace, questa sfida è andata in maniera disastrosa, era una vita che non mi capitava. Un esonero. Ciao! Per un esonero, sinceramente.